rappresenta un simbolo della città di Belluno, rappresenta una grande infrastruttura viabilistica a servizio dell'intera provincia. Il Comune ci ha messo l'anima, la Regione e l'ANAS hanno messo i finanziamenti, insieme siamo riusciti a fare una grande opera senza chiuderla, perché direi che abbiamo fatto un'opera nell'opera. La paventata iniziale chiusura era stata scongiurata e tutto sommato i disagi sono stati conseguentemente molto limitati. Vorrei dire culturale, perché è un problema proprio culturale, di non abbattersi ma di guardare veramente al futuro, perché quando ci impegniamo siamo in grado di fare queste cose grandi. E questo ve lo dico naturalmente perché io oggi avrei dovuto essere a Roma con gli altri sindaci che stanno chiedendo risorse per i comuni, perché chiediamo che allo Stato che un'opera di modernizzazione delle nostre città, per quanto riguarda Belluno, questo rispondo io, un'opera di modernizzazione non può che passare attraverso la possibilità per i comuni di poter contare su risorse proprie. Quello che chiediamo allo Stato è per l'appunto quello di poter lavorare e lasciarci fare secondo quelle che sono le capacità che abbiamo, che siamo in grado di realizzare se ci viene consentito questo. Quindi la battaglia di oggi dei sindaci a Roma è una battaglia per la possibilità di una modernizzazione dei propri luoghi di vita, delle proprie città, dei propri luoghi dove si vive e si opera.